niente ragazzi, questo è un bellissimo gioco di magia con le carte che vi voglio spiegare e successivamente vedrò il tutorial. Ok, mazzo di carte normalissimo, ok, da cui vi faccio scegliere una carta che è una carta qualsiasi. Poi ve ne faccio scegliere una seconda e una terza. Ok? Vi lascio il tempo di ricordarle. Ok, intanto io mi giro. Guardate, si è mai stoppato il video. Ora vi racconto che tutti quanti sanno che è facile controllare una carta, 2 carte, ma 3 è impossibile. Quindi, no, che poi non è vero, soprattutto se poi vengono disperse all'interno del mazzo. Però c'è sempre la magia, io lancio il mazzo e faccio girare tutte le carte. Perlomeno sono rimasti in mano 2, che probabilmente sono 2 delle vostre, cioè l'8 di cuori e il 2 di cuori. Però magari non ve ne siete accorti, ma io intanto ho girato all'interno del mazzo 3 carte, che sono proprio 3 di cuori, 5 di fiori e 2 di cuori. Bene, ora il tutorial. Per questo gioco non serve altro che un normale mazzo di carte. Fate scegliere 3 carte allo spettatore e quando, con la scusa di farle ricordare voi vi girate. Cosa fate quando siete girati? Girate la prima carta e l'ultima carta, poi li girate e gli dite la storiella che non possono essere controllate 3 carte e poi le disperdete al centro del mazzo. 1, 2 e 3. Cosa fate? Lanciate il mazzo esercitando una pressione e automaticamente vi rimarranno in mano la prima e l'ultima carta. Quindi lanciate, fate vedere che queste non sono le carte, però ci sono girate proprio quelle dello spettatore. Questo era il tutorial e ora l'annuncio. L'annuncio è che io ho ordinato da ASOK dei 3 mazzi di carte, che non vi svelo, che sono cattivo. Vabbè, scherzo, però ve lo vedrete nel video, che probabilmente caricherò o domenica o sicuramente martedì. Ok, vi caricherò o domenica o mercoledì, perché mi sono arrivati oggi i mazzi, però li andrò a prendere sabato. Lunedì ho la scuola, quindi non posso caricare la recensione, quindi o domenica, perché sabato sera li vado a prendere. Non riesco a caricare il video. E vabbè, quindi alla prossima, ciao!